Scatman's World. Bene ragazzi, dal commentario veneziano siamo a Spa-Francorchamps, Gran Premio del Belgio, 1000 critiche per il Cume per purtroppo gravi errori e problemi, e il Cume risponde con una pole position incredibile. Fioy si ritorna in pole position per la quinta volta mi sembra in carriera. Voglio vincere, sono incazzato nero dopo la delusione di un tamponamento con Button che a mio avviso è colpa sua, ma vabbè. Pazienza, previsto nuvoloso, leggera pioggia. Io direi di andare subito, voglio assolutamente i 25 punti. E Hamilton ritirato, questo è l'obiettivo. Dai ragazzi, un solo obiettivo: vincere questa fottutissima gara e ritornare in corsa per il mondiale. Perché questa è una tappa fondamentale del mondiale. Dopo c'è anche Monza, devo fare 50 punti. Dai raga, andiamo, involiamoci verso la gloria. Speriamo in un Hamilton disastroso. Preghiamo in un Gigi negativo. Signori, ho bisogno di un Gigi negativo. Ok, possiamo fare bene qua. È prevista pioggia, abbiamo visto, però una pioggia che può durare 5-10, anche leggera. Però siamo in Belgio. In Belgio è sempre pericoloso. In Belgium è sempre pericoloso. Dai, vediamo se la pioggia mischierà le carte, sono proprio curioso. Dobbiamo stare iper concentrati però, Tante critiche per il Cume campione del mondo. Qualche errore, un po' di sfortuna, tante cose messe insieme. Partenza scoppiettante, tutti erano convinti subito, secondo mondiale di fila, e invece siamo in una crisi senza fine, siamo quarti con 4 ritiri. Sta andando tutto malissimo adesso, ma possiamo rimontare. Adesso arrivano gare sicuramente più favorevoli per il Cume. Per non riesco a guadagnare un cazzo. Qua ho vinto con la Renault la mia prima gara in carriera. Prima chicane. E il primo giro andato qui a Spa-Francorchamps. Fastest lap di veneziano. Ok, sentiamo il meteo. Non è un cazzo, non hai, minchione obeso. Scusate, sto registrando poco in questo periodo ragazzi, ma tra impegni di lavoro e soprattutto di piacere con amici e fanciulla, mi sto dedicando un po' ad altre passioni. Comunque ci sono sempre ragazzi, appena posso mi cazzo a registrare. Quei nuvoloni non mi piacciono per niente però, È vero che pioggia leggera, però in Belgio lo sappiamo che può cambiare tutto, In Belgium può... Attenzione, comincia già a piovere, già pioggia. Pioggia leggera subito, pioggia leggera subito. Questo vuol dire che comunque previsioni già sbagliate, perché di solito pensavo almeno 10 minuti, cazzo, c'era proprio pochissimo, modo lungo, già problemi per il Cume, non lo so. È impossibile che già la macchina mi dà problemi di aderenza, però brutto errore veneziano. Questo mondiale è veramente strano, cominciato benissimo, anche troppo, ma stiamo andando di merda adesso. Comunque le due Williams mi stanno regalando qualcosa di buono per il momento, ma chiaramente non basta. Devo capire quanto dura, perché se dura poco piuttosto sto con le gomme da asciutto e la rischio. Ok. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Giri record per tutti gli altri. Da adesso il DRS è disponibile. Ok, mi fa piacere, attenzione, comincio a sentire già... qua piove forte però, cazzo. Piove forte, sì. Attenzione a non fare errori. Lo lascio passare. No, porco Diaz.
puttana merda. Puttana merda. Devo andare ai box. Non ho alternative. Provo le gomme d'asciutto, ma quella troiazza, puttanazza. Non la tengo più, non la tengo più. Niente, proprio non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Non gira un porco due, non gira. Ho anche rallentato. Come piove, come piove. Devo andare subito ai box. Bisognava andare subito ai box. Errori su errori. Dobbiamo anche riparare il lettone. Veramente one disaster, come one disaster. È arrivata anche la pole. Siamo un po' sfortunati. No, non la tengo più. E loro la tengono, sti figli di troia. No, adesso no. Non la tengo più con la lettone, più la pioggia. Ciao, ciao fiori. Oddio. Lunghissimo. Problemi devastanti per Veneziano. A lettone, più gomme d'asciutto sul bagnato. Guarda, vaffanculo. Sta diluviando in maniera incredibile. Non mi serve una pioggia leggera, sinceramente. Sei al limite, ma se fossi in te rientrerei a cambiare le gomme. Non sono sicuro che tu abbia quelle giuste per queste condizioni. Se sei sicuro, però, coglione. Ho rotto anche la lettone. Vado dritto, vaffancuore. Qualcuno va ai box, qualcuno no. Ok. Non tutti vanno ai box, però. Non tutti ai box. Adesso perderò molto. 10 minuti, quindi devo assolutamente mettere le gomme d'intermedio. Non potevo tenere 10 minuti così. Era impensabile. Sì, perdo 20 anni. 20 anni ho perso. Ho perso dalle 2000 barra alle 10.000 posizioni. Molto good, molto good. Questa non è pioggia leggera, però ragazzi, sta diluviando qui. Non è tempesta, ma quasi tempesta nelle Ardenne, fiore. Ma che cazzo. E adesso devo dare tutto, fioi. Siamo 14esimi, devo recuperare. Posso farlo tranquillamente. Sarà una pioggia intensa, ma durerà solo 10 fottutissimi minuti. Ma di certo non potevo stare con le slick. Chi è con le slick ha sbagliato tutto. Chi è rimasto in pista ha fatto il cappellone nella speranza di avere una pioggia per pochi minuti. E invece la pista si è allagata completamente, fioi. In 2 minuti. In Belgio è così. In Belgio è così. E adesso deve cominciare la rimonta, fioi. Il rimontone di un fenomeno kundiano. Adesso devo rischiare con la carburante così. Attenzione, qua c'è qualcuno che ha le gomme d'asciutto, però lo vedo già. Sì, stanno rallentando tantissimo certi sono pazzi, però è pazza certa gente, è malata certa gente. Guarda come sto rischiando. Sì, Arianto con le soft. Arianto è un porco lodro. Attenzione, la stiamo rischiando, ma devo recuperare il più velocemente possibile. Bravo Kume. Mi stai piacendo adesso, Kume, mi stai gasando. Solo che c'ho Sainz che comincia a essere già... cazzi, coglioni, Sainz è già veramente lontano. Dobbiamo sperare in qualcosa, in una bagarre, in qualche problema. Attenzione. Qualcuno sta andando ai box adesso. Vettel ha sbagliato veramente tutto. Le soft, Massa, Verstappen. Tanti sono ai box. Tanti l'hanno cannata, signori. Tanti l'hanno cannata. Purtroppo Hamilton no, però. Purtroppo Hamilton non l'ha cannata. Miscela standard. Siamo quarti da primi. Però con lo lettone rotto, quindi ci può stare. Ha fatto l'errore. Hamilton ha fatto un giro in più con le soft. E ritirati Button e Massa comunque nel periodo non collegati. Tutto tranquillo. Detto l'ingegnere che la pioggia è diminuita, infatti è vero.
Adesso bisogna capire, beh, Rosberg se ne sta andando ormai, questo primo posto sembra già andato. Adesso bisogna che prendere Sainz, dai. Dai, non su. La pioggia, comunque il passo è migliore forse con la pioggia rispetto all'asciutto. Limitiamo grassa perché devo assolutamente recuperare. Devo superarli velocemente. Attenzione, questo è rischiosissimo sotto la pioggia, è così internazzo puro, ma arriva. Adesso c'è Perez, una veramente classifica stramba. Mamma mia, quanto questa è bruttissima con la pioggia. Mi pare una pioggia leggera però, ragazzi. No. E adesso vediamo quando cambiare le gomme. A sto punto potrei provare le medie, però non penso di riuscire a finirla. Sarebbe tentare. Forse qua l'ho esagerata, però sto arrivando. Questo può essere buono, cerchiamo di superarlo subito. Togliamoci dai maroni anche Perez. Ottimo, ottimo. Very good. Le medie non mi permette di fare tanto, secondo me. Non lo so, è tutto da valutare, raga, tutto da valutare. Forse è meglio fare soft. Intanto vediamo quanti giri resisto con le intermedie. Ancora il tracciato è molto umido, quindi c'è la standard. Ci sarebbe una safety car un po' per dare un po' di pazzia alla gara. 2 ritiri comunque. Button e Pippo. Qua per esempio è più asciutto, però ancora da intermedie, attenzione. Ricciardo ritirato. Ricciardo ritirato, siamo in 19, ragazzi. Siamo in 19. La pista è libera, bandiera verde. Non arriva la safety car. È stata molto gradita, ma accettiamolo con amore e passione. Rosberg rimane fuori, chiaramente stiamo prendendo 8 secondi. Rosberg ha un ritmo migliore purtroppo. Rischio la sosta adesso, mi consigliano di andare ai box e mettere le medie. Ancora bagnato, ma devo rischiare se voglio inventarmi qualcosa. Vai. 12 giri alla fine, vediamo se la zecco. Hamilton è settimo comunque. Tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Ok, vediamo se la strategia azzeccata, non so più cosa fare onestamente, quindi le sto tentando abbastanza tutte. Siamo ottavi. Guarda Hamilton come lotta di là. Hamilton vai fuori dei coglioni. Adesso vediamo dove finiamo. È qua che si decide tanto della gara. Ma hanno messo, in realtà hanno fatto una strategia completamente diversa. Siamo terzi, abbiamo perso solo una posizione e questo può essere anche positivo. Lunga. Mamma mia. Avvertimento, limite superati, cazzo. Devo stare molto attento. Quindi se loro non hanno messo le medie vuol dire che comunque, non lo so, non voglio dire niente, solo che loro hanno messo le super soft. Ci provano. Le mie gomme sono al 6%. Quindi possono durare, secondo me. Loro sicuramente devono fare un'alta, non possono durare 10 giri le super soft, non esiste. Devo capire Rosberg cosa ha messo. Ho perso una posizione, Poteva andare peggio, dai.
Accontentiamoci, chi si accontenta gode. Gomme super morbide sulla vettura davanti a te. Qua, per guardare il carburante ho fatto una traiettoria abbastanza alquanto curiosa, però ho qualche problema, ragazzi, Ho qualche problemino, io non capisco, non la tengo ste macchine. O le medie qua non rendono, non lo so, però non tengo, infatti mi stanno andando via il culo a volte, per carità, anche le super soft, 2 mescole di vantaggio, però... Dai, spingi Rosberg, anche lui tutti le super soft, l'unico pazzo sono io, quindi... Forse ho sbagliato io, chi lo sa. Solo che loro non possono reggere 10 giri. 11 anzi. Sono proprio l'unico che ha messo le... Non la capisco sinceramente. Non me l'aspettavo tutti le super soft. Al massimo le soft, to. Addirittura le super soft. Ma se bagar bene. Per fortuna Hamilton è dietro e questa è una cosa abbastanza positiva. Button si è ritirato, anche questo è positivo. Ma loro sono un vero cazzo è Alfonso. Alfonso si è perso in una valle di lacrime. Il mio consumo è al 12%. Secondo me, se continua così, posso anche finire la gara con questo treno. Loro vogliono fare super. Raga, mancano 2 giri. Sto cercando di prendere Bottas, ma non ce la faccio, purtroppo. Mi tengo il terzo posto, che non è male, ma non guadagno tantissimi punti. Rosberg vittoria, veramente una passeggiatina per Nicolino quest'oggi, con 52 minuti di vantaggio, quella merdaccia umana. E noi invece qua su con il sole delle Ardenne. Però c'è molta delusione. Con la pole non vinco mai, è incredibile. È realmente incredible. Qualche punticino lo prendo anche a Hamilton, ma poca roba. Ah, manco, almeno ritirati Bottas, dai il ritiro di Bottas, il ritiro di Valtteri, niente. Non c'è il ritiro di Valtteri. Ok, il distacco è 3,1 secondi. Alcune informazioni su Palmer. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Ok. 17 secondi. Ciao. Da Rosberg. Veramente Mercedes che sono tornate devastanti. Dopo una prima parte disastrosa. Noi abbiamo fatto il contrario. Per soli 2 giri. Anche per colpa nostra, purtroppo. Ok, distanza dal compagno di scuderia 35,6 secondi. Vettel ha fatto una buona gara, direi. Mamma mia. Mamma mia Seb. Mamma, il porco di Seb. Comunque almeno riprendiamo un podio. Che ci dà morale e ci dà la speranza di poter rientrare in lotta. Rosberg è al comando della gara. Sì, lo so, ritiro di Rosberg. Dai. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura. Problemi per Verlaine. Sta arrivando Perez con le sue soft, ma insomma manca ormai un giro e mezzo. Almeno il podio lo pretendo, Però c'è molta delusione, si poteva vincere qua.
Oh, che erroraccio, mamma mia, di concentrazione qua come indiana. Mosso cazzo. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Vabbè, manca un giro, tanto, sono per i coglioni questo mix 2. Inizia l'ultimo giro, final lap come indiano. E Perez purtroppo è arrivato. Devo guidare al massimo adesso, no, non posso perdere il podio, mamma mia, ho paura di fare. Questa è stata la gara l'altro anno che mi ha portato alla quasi certezza di non vincere il mondiale, poi l'abbiamo vinto grazie ai 2 ritiri di Hamilton e a prestazioni devastanti come indiane. Vediamo se invece qua riesco a riaprirlo. Ai ai ai. In questo momento non siamo neanche a podio. Mamma mia, che lotta con Perez. È andata meglio a noi però. Porca puttana, cioè voglio anche a ben vedere. Pioggia leggera in arrivo fra circa 10 minuti. Pazzesco, ancora pioggia ma tra 10 minuti ormai la gara è finita. Che gara incredibile, che gara incredibile. Quanto me lo godo. Praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Eh sì, è vero, cazzo. Andiamo su standard. Sono arrivato al limite col carburante. Mamma mia, Perez è attaccato. Devo fare di tutto per tenere la posizione. Non posso perdere il podio. Questo è poco ma sicuro. Vince Rosbiff. Winner Rosbiff. Oddio, oddio. Ah, no, non ci credo. Come la rischia. Qua fa un gran sorpasso all'esterno. Però rischia ancora. Meno male, Hamilton è là comunque. Arriva almeno il podio, ma serve a poco, ho paura. In ottica mondiale non serve a molto. Però dà morale. Eccolo qua, Kumendone, Bottas e Rosbiff. Siamo terzi nel mondiale. Meno 52 da Hamilton e meno... Mamma mia. La vedo durissima, ragazzi. Costruttori terzi. Raga, sotto il Kumendone veneziano sarà durissimo di confermarci campioni del mondo. Ciao!